Amici e amiche di Sicile Magazine, si sta svolgendo l'evento più importante dedicato al business del Sud Italia, il Sicily Business Forum, organizzato da Plurimpresa con la collaborazione di Performance Strategies. Torna Sicily Business Forum, un momento di confronto e di networking per le aziende del territorio e per trarre ispirazione da questi grandi ospiti. Assolutamente sì, ci eravamo lasciati un anno fa con questo buon proposito di valutare la possibilità di continuare questa esperienza e la presenza di oggi di un'altra platea che ha saturato completamente il posto a sedere e altre 150 aziende in streaming dimostrano che è stata la scelta giusta. Quest'anno abbiamo puntato più che altro su delle tematiche importanti che sono alla base dello sviluppo di questo territorio, soprattutto in due temi che sono quelli della trasformazione tecnologica e della transizione energetica. Due argomenti che mettono a nudo fondamentalmente la nostra, parlo da siciliano, la nostra difficoltà oggi a essere competitivi con un gap infrastrutturale decisamente importante e con una mancanza di qualifiche di manodopera, quindi che ovviamente crea questo mismatch anche rispetto alla richiesta delle aziende, diciamo, di candidati. Abbiamo presenti i vertici delle associazioni di categoria, molte istituzioni e grandi imprese che ovviamente testimoniano la necessità di mettere mano in maniera importante a questo problema. Una giornata come quella di oggi, con 400 persone in presenza e altrettante collegate che vengono a dotarsi degli strumenti per capire come rilanciare un territorio meraviglioso, io credo che sia una buonissima notizia che noi possiamo darci. Sono delle iniziative di pregio perché oltre a dare valore alle aziende che contribuiscono a questo percorso, servono anche a ognuno di noi per accrescere il proprio bagaglio personale e lavorativo. Proprio perché fondamentalmente riesci a cogliere spunti importanti sia nel tuo quotidiano come persona che a livello lavorativo. Fabio Capello, che consigli dà per una buona leadership? La leadership è importantissima perché viene giudicato tutti i giorni in base alle decisioni che prendi, ai rapporti che hai con quelli che lavorano con te, quando riesci a trasmettere qualcosa di positivo e vedere i risultati. Nessuno più delle imprese ha necessità di imparare a comunicare, di seguire il cambiamento che è epocale, velocissimo e quindi ci costringe, vorrei dire, a attivarci per aiutare le nostre aziende ad affrontare questo momento di transizione, perché qui sta la differenza fra chi sopravviverà, chi andrà avanti, chi crescerà e chi scomparirà dal mercato. Noi siamo qui per far conoscere il nostro prodotto, che è un prodotto totalmente fatto in Sicilia, totalmente fatto a Catania in realtà, con delle miscele particolari che hanno una genuinità e una qualità molto particolare, e con il packaging noi raccontiamo la Sicilia tramite i suoi miti e le sue leggende.